Affluenza in calo rispetto al primo turno a Castelfranco, dove 30.559 cittadini erano chiamati alle urne per il ballottaggio tra il sindaco uscente Stefano Marcon, candidato del centrodestra, e Sebastiano Sartoretto, che corre per il centro-sinistra. Alle 12 aveva votato l'11,88% degli aventi diritto. Lo scorso 20 settembre l'affluenza era al 13,20%. Oggi si potrà votare fino alle 23, domani invece seggi aperti dalle 7 alle 15. Poi subito dopo inizierà lo spoglio delle schede che decreterà il nome del sindaco che guiderà la città per i prossimi 5 anni. Vedendo i primi dati sull'affluenza, i timori della vigilia legati all'astensionismo potrebbero diventare realtà. Al primo turno si era recato alle urne il 60,85% degli aventi diritto, in linea con il dato di 5 anni fa, quando i votanti allora furono il 60,98%. Bisognerà attendere le 15 di domani per avere il dato definitivo e poche ore dopo si conoscerà anche il nome del nuovo primo cittadino di Castelfranco.